lusso, la mia fede è profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo. Uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere, nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita, siamo con te. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Il cuore mio è bianco e rosso, la mia fede è profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo. Uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere, nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita, siamo con te. Volano, Kane is in building.
Kane is in the building. E dopo una settimana d'assenza dai microfoni del Volano Volley Channel sono ritornato ufficialmente a calcare il canale YouTube. Impegni ovviamente improrogabili mi hanno portato all'assenza di me, che mi ha fatto perdere una grande vittoria contro Clodia, però sono di nuovo qui pronto a commentare per voi questa partita che attendiamo. È un big match importante. Lo Smile Più è la nostra bestia nera. Dall'altra parte noi che veniamo da 5 vittorie di fila, quindi area di big match e soprattutto punti importantissimi per entrambe per la corsa ai playoff. Amiche e amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal Palarobby di Casteldastano in provincia di Verona per la 18ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B, che vede a confronto lo SMA più Arena Volley Team Verona contro la Rotoblas Volano Volley di Luca Parlatini. Allora, come detto, la Rotoblas viene dalla 5ª vittoria di fila contro Clodia, che ci hanno portati al quarto posto, a tenere il quarto posto saldo con un buon cuscinetto dalla 5ª posizione. Ovviamente la zona playoff è distante solo un punto e siamo a 2 punti da Vicenza, che al momento è al secondo posto, quindi sono veramente punti importantissimi per la nostra formazione se riusciamo a portare a casa un buon bottino. Quindi vale tanto questa partita, quindi vediamo cosa riusciamo a fare oggi. Allora, saluto subito i miei compagni di viaggio. Fabrizio Sabe in cabina di regia, bello ritornare a commentare questa partita, e un saluto anche ad Alan Berloffa, che oggi è nel ruolo di team manager in sostituzione di Romano Matricardi, che oggi è a casa con qualche piccolo problemino di salute, ma lo rivedremo sicuramente all'Arena Biancorossa la prossima giornata. Quindi un saluto a te, Romano, ti aspettiamo presto all'Arena Biancorossa. Saluto anche Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche, che come di consueto alla fine di ogni set ci fornirà il tabellino dei punti. E siamo quasi pronti per cominciare questa diretta che come detto sarà un importantissimo big match con tanti punti in palio d'oro. Tanto passa qui di fianco a me alla Bortoli. Siamo quasi allora per cominciare questa partita. La mia postazione è pronta e allora prepariamoci per bene. Ecco fatto. Eccoci qua. Allora, gli arbitri dell'incontro saranno: il primo arbitro il signor Alessandro Rocchi e la seconda è la signora Barbara Roncati, che saranno la terna arbitraria di questo incontro. Si stanno per schierare le due formazioni, come potete vedere nell'angolo a destra della nostra telecamera. Ed eccoli che scendono in campo le due squadre. Siamo pronti allora. Si tringola la mano le due formazioni. Ricordiamo che all'andata la Smapiu Arena era uscita vittoriosa con un netto 3-0. La formazione di Luca Parlatini, che ha sofferto per tutti i 3 i set e che adesso avrà sicuramente voglia di vendetta. Eccole qua le due formazioni che adesso scendono dal campo.
un avvenimento importante nell'arco dell'infermeria, se ho capito bene dalla nostra parte di stampa. Ci ricordiamo che adesso dovrebbero essere rientrate, non so se a pieno regime o totalmente, anche Eugenio Ottino e Elena Pierobon, che sono due elementi importanti. Invece dal lato infortuni invece mandiamo un gran saluto a Emma Mandò, che ovviamente è ancora convalescente da un problema occorso in allenamento nella giornata, sugli ultimi allenamenti della partita contro Clodia, e quindi allora la formazione iniziale della Rotoblast vede nei ruoli di centrali Campagnolo e Deval, nei ruolo di libero Giudice, Palleggio, Bortoli. Lato attacco abbiamo Sesenna nel ruolo di opposto e le schiacciatrici sono Galbero e Magazza, quindi al momento parte dalla panchina Carlotta Petruziello. Inizia già a salire il coro. Ora, anche voi che siete a casa, buon divertimento, godetevi questa partita. Allora, pronta Galbero al servizio e inizia il match. Viva Late! Non può arrivarci Cappelli che dice il primo punto l'Arena con Late di Emma Galbero. 1-0 per la Rotoblast. Ancora Galbero al servizio, questa volta ci arriva Cappelli. Palleggio di Piccoli e c'è il muro vincente. Monster block, monster block. Ancora Galbero al servizio. Sul 2-0, ancora il servizio. Questa volta è Bissoli. No, scusate, Moschini. Poi Magazza. Bortoli, lato Sesenna. Attacco è out di Magazza, di Sesenna. Un primo punto anche per l'Arena. Si porta sull'1-2 adesso. Andiamo al servizio. Pronta per l'Arena. Battuta adesso Peluso. Magazza pallonetto. Difende Bissoli. Bagher Brutti. Difende il Giudice l'attacco di Cappelli. Prova Galbero. Non passa l'attacco. Cioè passa l'attacco, ma c'è la difesa. E c'è l'infrazione. È dato al palleggio. 3-1 per la Rotoblast. Pronta De Valle al servizio. Vediamo De Valle, la nostra capitana. Battuto su Moschini. Bissoli poi ha provato il palleggio. Galbero attacca. C'è la difesa di Bissoli. Scusate, di Moschini. Attacca! Muro! Campagnolo! Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Val, servizio. Per l'attacco vincente Elena Cappelli. 4-2. Pronta Gioia Riccato al servizio. Andiamo. Riccato su Magazza. Bortoli. Magazza! Oh, cerca Magazza! Terminator Magazza. Pronta Sesenna al servizio. Vediamo Sesenna.
battuto, ricevuto Riccato, attacca subito e out. All-out, 6-2. Provato subito Riccato, però l'attacco si è spento oltre la linea. Ancora Sedena al servizio, 6-2 per la Rotoblast. Nel corso del primo set la palla si spegne sul nastro. Siamo adesso sul 3-6. Elena Cappelli al servizio. Vediamo. Cappelli al servizio. Battuto. Galbero ha ricevuto la Bortoli. Francesca Magazza. C'è la difesa tentata da Martinato, ma il punto e arriva Francesca Magazza. Pronta Magazza al servizio. Pronta Magazza. Servizio. Oddio del net. Ha ricevuto Riccato. Attacca. Si prova a attaccare Martinato. Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Andiamo agli sponsor. Di nuovo in diretta dal Palarobby di Casteldazzano. Siamo sull'8-3 a favore della Rotoblast nel corso del primo set. Pronta Magazza, ancora lei al servizio. Servizio, bel servizio. Palla lunga. C'è la free ball, ma giudice Lala Bortoli. Galbero. Emma Galbero. 9-3 Rotoblast. Pronta Magazza, ancora lei al servizio. Punteggio di 9-3. Andiamo. Battuto. Spegne sulla rete. 4-9 adesso. Pronta Fabiana Brutti al servizio. Bruttis. Battuto. Palla out. 10° punto a favore della Rotoblast. Benedetta Campbeni al servizio. Spagnolo. Battuto. Bello il servizio. Ci deve arrivare Martinato. Attacca in pallonetto. Da 14, sì. Peloso. Arriva la Rotoblast. Ancora la Rotoblast. Mani out. 11-4 Rotoblast. Campagnolo. Ricevuto Martinato. Palleggio di Bissioli. Attacca Martinato. Passa l'attacco. Non può arrivarci Benedetta Campagnolo. 5-11 adesso. Servizio battuto su Galbero. Lalla Bortoli. Galbero. Ci riesce ad arrivare la Vivi. Sì, la Vivica, scusate, l'Arena. Bortoli. Attacca Galbero. Mani out. Emma Galbero. Pronta. Pronta Lalla Bortoli del servizio.
Bortoli. Moschini. Visto lì c'è l'invasione, sì. Data l'invasione di Sedenna. Dodici a 6 allora. Pronto al servizio. Martinato. Battuto. Riceve giudice. Lala Bortoli. Passa Sedenna in mezzo alle mani del muro di Riccato e Peloso. 13 a 6. Pronta Galbero al servizio. Galbero. Inizio out di Galbero. 7 a 13 adesso. Nel corso della prima frazione di gioco. Pronta al servizio per l'arena. Peloso si batte adesso su giudice. Dalla Bortoli nel lato Sedenna che attacca. Con l'ausilio anche del muro difende Arena. Pronta Martinato, però c'è la difesa di Deval. Galbero out. 13 a 8. Attacco out di Galbero che ha provato a due mani a metterla a fondo campo. Servizio di sfiorare il tetto, giudice attacca, provate ad attaccare Magazza, subito Deval, c'è la difesa dell'Arena, giudice a difendere la Bortoli lato, Magazza prende in controtempo, confusione totale nella metà campo, bianco-azzurra di Marcello Bertolini. Con questa andarci in due sulla palla sono rimaste spiazzate tutte. 14 a 8 il punteggio. Val servito su Riccato Moschini. Scusate, Bizzoli era il palleggio della capitale. Magazza. E il punto ancora di Francesca Magazza, 15 a 8. Gran primo set per il momento della Rotoblast. Pronta Deval, servizio. Serve su Moschini. E passa l'attacco di Gioia Riccatto. Porta fino al nono punto per la Mapio Arena Volley. E va al servizio proprio lei. Gioia Riccato. Riceve Galbero il servizio. Bortoli subito per Campagnolo. La salva. Mai cantare vittoria troppo preso, si dice. Sedenna Murata. Galbero dalla Bortoli. Magazza. Mai cantare vittoria troppo preso, ma il punto ce lo prendiamo anche dopo. Quindi 16 a 9. Pronta Sedenna. Sedenna. Riceve Schini. Palleggio troppo difficile per Riccato. 17 a 9. Arriverà il time out per Bertolini. Eccolo qua. Sponsor.
Di nuovo in diretta dalla Pala Robby di Casteldazzano. Secondo time out usufruito da Marcello Bertolini, che da adesso non potrà più fermare il gioco. 17-9 il punteggio nel corso del primo set tra Arena e Rotoplas. Ovviamente punteggio a favore delle biancorosse di Luca Parlattini. Sedenna, riceve Moschini, Riccato, palla al centro per Martinato, difende Sedenna, attacca Campagnolo, passa l'attacco, c'è la free ball, Bortoli, subito dall'altra parte Bortoli, ha difeso Moschini e subito in free ball. Dalla Bortoli, lato Magatta, Francesca Magatta, Terminator! Ha un braccio che solo Terminator gli può spettare oggi. In questo momento, mamma mia. Francesca Magatta. Ancora il servizio. Chiara Sesenna. Riceve Moschini. Pistoli, Bagher. Riccato in free ball. Magazza, Bortoli. Lato Campagnolo. Mani out di Campagnolo. 19-9. Mamma mia che primo set, ragazzi. Carissimi amici telespettatori, veramente. Pronta Sedenna ancora. Alla battuta delle biancorosse. Riceve Riccato. Moschini prova l'attacco. Una mano. E ci pensa Galbero. Infatti dico. Ancora Sedenna. Fini. Pistoli. Prova Brutti, ma viene murato il suo attacco. Però c'è ancora una chance. Brutti che attacca ed è in campo. 20-10, quindi torna a far punto la Vivigas dopo un bel break della Rotoplas. Andrea? 7? Circa? 20-10 allora. Servizio di della numero 13 Murata. Campagnolo si ingarabuglia con Sedenna, ma ci pensa Magatta. Francesca Magatta. 21-10. Pronta Francesca Magatta. Battuta. Riceve Moschini, Bistoli, lato Brutti, Murata, out. Peccato. Peccato comunque. Ce l'aveva quasi fatta Campagnolo. Fabiana Brutti al servizio. Battuto. Riceve Galbero. Ortoli. Sedenna senza muro. Brutti non ci può arrivare. 22-11. 22-11 quindi per la Rotoplas nel corso di questo primo set. Campagnolo. Martinato. Palla out. Out l'attacco di Peloso, se non erro. Sì, Teresa Peloso. 23-11 quindi per la Rotoplas. Tanto qua qualche muscoli. Campagnolo. Ha ricevuto Riccato. Attacca. Prova a attaccare. C'è l'invasione di Deval. Spiata da Barbara Roncati. 23-12. Attacco non era andato a buon fine, credo, di Peloso. No.
L'invasione c'era ed è giusto aver fermato il servizio. Out, brutto il servizio di Moschini. Scusate, di Bissoli, la capitana. 24-12. Insomma, come la giriamo, ma 2-1 doppiati, 4-2 doppiati. Adesso siamo 24-12 doppiati. Stato gol Rotoblat dalla Bortoli. Servizio. E c'è il muro che si stava per concretizzare. Riprova Riccatto. C'è la difesa di Giudice. Subito De Val. Difeso Cappelli. Prova Riccatto col mani out che riesce. 24-14. 24-13, scusate. Allora, un altro set ball. Chiara Martinato al servizio per lo Smapio Arena. Battuto. Riceve Galvero. Bortoli. Sesenna. Attacca. C'è la difesa di Moschini. Poi c'è la free ball di Cappelli. L'ala Bortoli per Galvero. C'è il tocco. C'è il tocco a muro. C'è il tocco a muro. 25-13 Rotoblat che vince il primo set. Allora, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo per l'inizio del secondo set. Di nuovo in diretta dalla Palaroppi di Casteldazzano. Siamo dopo il primo set, il punteggio di 1-0 a favore delle biancorosse allenate da Luca Parlatini, che hanno vinto il primo set per 13-25. Riassunto dei punti, allora, cominciando da quelli delle bianco-azzurre di Marcello Bertolini. 2 punti per Brutti, Riccato e 1 punto per Cappelli e
Martinato, 6 punti di squadra e 7 su errore delle biancorosse, mentre lato Rotoblas 3 punti per Sesen, 5 per Galbero, 3 per Campagnolo, 9 per Magazza, 20 punti di squadra per la Rotoblas, 5 su errore dell'Arena. E allora ritorniamo subito a commentare la partita. Ok. Allora fischia l'arbitro, pronta Chiara Martinato per la formazione di Marcello Bertolini. Serve, giudice, riceve il primo servizio del secondo set. Sesen attacca il primo, c'è la prima difesa di Moschini. Prova l'attacco. Sì, ha provato l'attacco Cappelli, però poi prova la Rotoblas, ma c'è il muro vincente dello SMA più Arena. Ancora Chiara Martinato al servizio. Mentre vediamo il servizio, riceve Magazza. La Bortoli, subito De Val. Passa l'attacco, ce la fa passare. Non riesce la difesa Peloso. Questo attacco, la sua difesa si spegne nella propria metà campo. 1 pari quindi. Pronta Galbero, il servizio. Battuto. Riceve, nessuno riceve. Perché Cappelli la batte out e ha fatto bene perché il punto è dell'Arena. 2-1 il punteggio. Pronta al servizio Teresa Peloso che serve Magazza che con lo zio del netto. Attacca Sesen, c'è la difesa di Martinato al centro, Martinato che attacca, difende Galbero. Alla Bortoli, doppio tocco di Lalla Bortoli. Ha dovuto fare uno scattello dopo quando ha messo la palla troppo vicino alla rete. 3-1 quindi. Vediamo ancora Peloso al servizio. Batte. E la palla è out. Quindi 2-3 il punteggio. Pronta De Valla, la capitana. Servizio battuto su Riccato. Bissoli attacca, prova a attaccare Cappelli, ma c'è un'altra possibilità con Riccato, murata da Magazza, però la palla resta nella metà campo bianco-rossa. Salvataggio di Moschini. Bel salvataggio di Moschini che ha rischiato di stamparsi contro la transenna del primo arbitro. Attacca Seden, ancora Moschini. Martinato difende Galbero, Lalla Bortoli. Ancora Galbero attacca, difende Moschini. Terza difesa di fila di Moschini che in stazione ha tirato sull'impossibile. E poi Magazza però rimette la parità. 3 pari. Bella azione comunque. Comunque complimenti a Moschini perché 3 difese, capolavoro proprio. Tirato su veramente l'impossibile. Veramente. Pronta De Val, la nostra capitana. Serve Riccato, ace. Allora, vantaggio Rotoblas. Allora, 4-3 il punteggio. Nuovamente De Val alla battuta. Vediamo. Arbitro fischia l'inizio dell'azione. Pronta De Val. Battuto. Stavolta Riccato riceve bene il servizio. Fabiana Brutti riesce a superare la difesa di Magazza e a metterla nella metà campo biancorossa, riportando la parità nel corso di questo secondo set. Allora, 4 pari, Gioia Riccato al servizio per le bianco-azzurre. Pronto Riccato, battuto. Riceve Galbero, Sesenna che... Vediamo.
attacca, ce la fa attaccare. In vantaggio Arena 5-4. Abbiamo il servizio di Riccato. Riceve Calbero. Bortoli. Campagnolo preso in controtempo per questo attacco. Fabiana Brutti. Ma c'è la difesa. C'è stata la difesa di Calbero che però la difesa la rimetta praticamente sulla linea centrale del campo e Fabiana Brutti ha potuto superare la difesa. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dalla Pala Robby di Casteldazzano. Siamo 4-6 a favore, scusate, 6-4 a favore della formazione allenata da Marcello Bertolini. Andiamo Riccato al servizio, battuto. Ha ricevuto Galbero, Lalla Bortoli. Magazza. Tocco a muro che non c'è. 7-4. Ancora Riccato. Sicuramente l'Arena è entrata molto più vogliosa di cucire lo strappo. Attacco è out, servizio out. 5-7 punteggio. Dicevo, Arena ha dovuto ovviamente entrare con un altro piglio perché nel primo set è stata praticamente calcata su tutti i fronti dalla formazione di Luca Parlatini. Noi ovviamente non dobbiamo illuderci che quel primo set potrebbe sempre andare così. E comunque gli automatismi cambiano e anche lo stile di gioco può essere letto meglio. Campagnolo, muro vince. Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Andiamo 6-7 adesso. Dentro. Pronta. Magazza. Spegne sul nastro il servizio di Magazzi di Seden, scusate. 8-6 punteggio. Pronta il servizio Elena Cappelli per le giallo-blu, scusate, più che le bianco-azzurre, perché le maglie bianco-azzurre però sono giallo-blu. Magazza! Francesca Magazza. 7-8 il punteggio. Servizio Ace Francesca Magazza. Otto pari. Ancora Francesca Magazza al servizio. No. Ace! Time out, sponsor.
Palla Robby. Ah no, non aveva proprio... Ok, adesso siamo di nuovo in diretta. Allora vi dico in radiocronaca, il servizio di Magazza si è spento in rete e ha riportato la parità. Fabiana Brutta il servizio, riceve e... arriva Galbero. La mette sulle mani e dopo sul nastro e sull'asta laterale, quindi si prende il punto. Siamo 10-9 adesso a favore della Rotoplas. Ancora Campagnolo al servizio, riceve Riccato lunga, Galbero attacca subito. Non può arrivarci Cappelli. 11-9 per la Rotoplas. Ancora Benny al servizio. Servizio. Soprattutto Cappelli. Prova l'attacco. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ha provato l'attacco Martinato, ma è stata murata dalla nostra muro dolomitico. 12-9 il punteggio. Ancora Benedetta al servizio. Lo zio del net. C'è la free ball dalla Bortoli. Attacca Galbero. Emma Galbero. 13-9 adesso in favore della Rotoplas. Servizio di Benny. Chini. Un pochettino preso in controtempo da questo servizio. C'è la free ball. Bortoli. Deval. Murata Deval. 13-10. Allora la capitana Bissoli adesso al servizio per le ragazze della formazione giallo-blu di Marcello Bertolini. Servizio da ferma, batte su Magazza. Deval, murata 2 volte da Martinato. Allora 13-11. Ancora Bissoli nel servizio. Vediamo. Si spiega in rete il servizio di Bissoli. 14-11. Servizio battuto da Bortoli su Moschini. C'è la free ball di Riccato. Giudice Bortoli. Magazza non passa l'attacco perché supera il muro ma troppo lateralmente. Ma l'attacco out. Allora siamo sul punteggio di 14-12. Sta il servizio con lo zio del net, ha ricevuto Galbero, passa, attacca Sedenna ma Riccato dura l'attacco. 13-14. Pronta Carla a entrare. Chiara Sedenna. Vediamo. Martinato ha ricevuto Galbero. Bortoli. Carli che ha provato il suo primo attacco. Ma c'è Galbero che mura. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Elena Cappelli è stata murata da Emma Galbero. Servizio Galbero. Moschini. Cappelli. Martinato in free ball. Carli alza il pallone per Bortoli. Attacca Galbero. Fortunata comunque Galbero. Non era l'attacco che voleva, ma comunque il punto è arrivato.
16-13. Servizio out di Galbero. 14-16. Abbiamo un servizio di Teresa Peloso per le giallo-blu. Ah, che rimbombo. Giudice Lala Bortoli. Carli. Scrive anche il suo taccuino. Anche il taccuino contro la Rennes è stato scritto. Il primo punto è arrivato. 17-14. Jessica, servizio, ace! Allora, 18-14 il punteggio. Neval ancora lei al servizio, autrice dell'ultimo ace. Neval, battuto, pattinato. Cappelli, Riccato in free ball. Galbero, la Bortoli, Carli. No. Riccato, difende Galbero. Bortoli, invade Lalla Bortoli con la gamba. Disputa Galbero. Gioia Riccato al servizio per lo Smappio Arena. Siamo sul punteggio di 18-15 a favore della Rotoblas nel corso della seconda frazione di gioco. Ricevuto Magazza che attacca Magazza. 19-15. Carli al servizio. Battuto. Ace! Allora 20-15. Sponsor. Di nuovo in diretta dal Palarobbi di Casteldazzano. 20-15 punteggio a favore della Rotoplas nel secondo set della 18ª giornata. Servizio di Carli. Riceve Moschini. Lunga. Campagnolo! Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Campagnolo. Pronta Carli al servizio. Ha ricevuto Martinato. Piccoli. Attacca Cappelli, ma c'è. È il punto! La sentenza del giudice è arrivata! La sentenza del giudice è arrivata! E la sentenza è: difendo e vi faccio che punto! La sentenza del giudice! Carli al servizio, riceve Martinato, Moschini. Scusate, Bizzoli. Cappelli, poi c'è la difesa. Attacca Galbero. E il punto di Emma! 23-15! Mamma mia! 23-15! C'è la ricezione di Martinato. Però c'è un altro attacco per la Rotoblas. In pallonetto ha difeso. Ha mandato dall'altra parte Brutti, scusate. Carli attacca.
Difendo Riccato. Attacca Martinato. Difende Carli. Bortoli. Arrivato Magazza. Out. Out l'attacco. Non c'è il toccamuro. 16-23. Allora pronta ad entrare in campo Clarissa Covino e Silvia Albani. Allora per Covino esce Bissoli. E per Albani esce Gioia Riccato. Quindi opposto e palleggiatore per opposto e palleggiatore. Quindi Bertolini cambia i ruoli. Servizio da Cappelli. Attacca. Provato ad attaccare Campagnolo, ma c'è la difesa di poi c'è un'altra possibilità. C'è, nonostante il tentativo di Covino, 24-16. Allora palla set per la Rotoblast nelle mani di Francesca Magazza. Servizio Magazza, riceve Moschini. Attenzione, Albani ha dovuto lasciarla adagiare sul naso prima. E ci pensa Bortoli! 2-0 Rotoblast. Allora ci prendiamo la pausa e torniamo per l'inizio del terzo set. Di nuovo in diretta dal Pala Robby di Casteldazzano. Siamo 2-0 a favore della Rotoblast nel corso dei primi due set giocati. Dal vero al servizio, riceve Riccato.
Pistoli. Attacca Martinato, ma c'è la difesa. Bortoli. Galbero, Murata. Bortoli. Giudice. Lato Sesenna che è rientrato in campo. Difesa Pistoli. Attacco e out. Con tanto di fucilata dritta in faccia a me. 1-0 Rotoblat nel corso del terzo set. Allora, il riepilogo punti di squadra. Intanto vediamo il servizio di Galbero. Servizio battuto su Riccato. Pistoli. Attacca Covino, ha provato a attaccare. E poi Mura Covino proprio. L'attacco di Magazza. Uno pari. Allora, i punti di squadra. Cominciando sempre da Smapio Arena. 4 per Brutti, 3 Riccato, 2 Cappelli, 1 Peloso, 4 Martinato. 14 punti di squadra e 15 su errore della Rotoblas. Vediamo il servizio della Arena. Provato da Peloso, ma si spegne in rete. 2-1. I punti di squadra della Rotoblas: 3 punti Sesenna, 3 Deval, 11 Galbero, 6 Campagnolo, 14 Magatta, 2 Petruziello, 2 Lalla Bortoli. 41 punti di squadra, 9 su errore dell'Arena. Pronta Jessica, battuto, riceve Moschini, Bissoli. Al centro subito Brutti, ma c'è la difesa di Galbero, Bortoli. Sedenna pallonetto, difende Moschini. Bissoli. Attacco out di Martinato. 3-1 Rotoblas. Ancora Deval. Riceve Moschini. Subito Brutti. C'è la difesa di Bortoli. Deval. Sedenna. Moschini. Bissoli. Prova l'attacco. Quello di anche del muro. Covino. Passa Magazza. Francesca Magazza 4-1. Deval, servizio. Ha ricevuto Riccato. Tenta l'attacco Martinato, passa l'attacco. 4-2. Rientra Giudice in campo. Allora, pronto al servizio. Io non vedo troppe maglie. Clarissa Covino riceve Bagazza, Bortoli, Sedenna, out l'attacco di Sedenna. 3-4. Pronto ancora Covino. Servizio tutto. Galbero. Bortoli un po' in corsa. Cassa. Va oltre l'asta. La palla 4 pari. Ha già in difficoltà Bortoli, quindi anche questo palleggio è stato molto difficile. Torna alla parità al Palarobbi nel corso del terzo set. Ancora Covino. Al servizio. Battuto. C'è Galbero, però la palla è troppo lunga per Campagnolo. Arriva l'Ace che porta il vantaggio alle giallo-blu di Marcello Bertolini. Sì, game over troppo. No, sto bene. Ancora Covino al servizio. Battuto. Riceve Giudice, questa volta sta avendo bene il pallone per Bortoli. Magazza, palla in campo. Palla in campo. Sì. Pronta Sedenna. Servizio battuto su Riccato. Bissoli. Brutti. Stacco out di Brutti.
Vale il sesto punto che riporta in vantaggio la Rotoblaz. Battuto il servizio la Sesenna su Riccato. Bissoli. Attacca Martinato, palla in campo. Allora rientra, ritorna alla parità nuovamente. Siamo dai pali. Martinato. Palla in campo. Provato a battezzare l'out Sesenna, ma la palla è nettamente in campo. Torna in vantaggio Arena allora. Chiaro Martinato ancora nel servizio. Una volta serve su Calvero. Magatta. Francesca Magatta, 7 pari. Magatta. Ace! Francesca Magatta, 8-7 punteggio. Ora Magatta. Altro bel servizio di Magatta. Riccato. Peccato, non ci può arrivare, non ci arriva per un pelo. Dubia giudice, 8 pari. Diana Brutti al servizio. Servizio di Brutti e in campo. Punto del vantaggio di Fabiana Brutti. Pronta Brutti. Servizio. Riceve Calvero, va a toccare il tetto. 18. Time out Luca Pallatini, sponsor. Di nuovo in diretta dal Palarobby di Casteldazzano. Siamo 10-8 a favore di Arena Volley nel corso del terzo set. Doppio ace di Fabiana Brutti. Stavolta Calvero riceve bene il servizio. Attacca Campagnolo, ma c'è la difesa di Covino. Prova, poi ha provato Riccato. Prova Calvero a attaccare. Ha difeso. C'è la free ball, Sesenna. Bortoli. Calvero. Non può arrivarci Riccato. Nova a 10. Campagnolo. Battuto all'out di Campagnolo. 11-9. Pronto al servizio. Arena. Pizzoli. Cazza, Bortoli. Fatto Calvero. Punto di Emma Calvero. Palla in campo. 11-10.
Magazza, Lalla Bortoli al servizio. Lalla Bortoli! Undici pari allora Lalla Bortoli ha fatto race. Bortoli, Riccato, forte lunga e Riccato poi può attaccare, disturbata, 1-0. Pronta Riccato al servizio. Riccato riceve Magazza. Bortoli. Ma Galbero aveva provato l'attacco, non sembrava avesse toccato, ma non è così. Ma si riprende il punto adesso comunque, qui gli interessi. 12 pari. Tutto ricevuto Riccato, che però l'ha allungata tanto e poteva approfittarne De Val. Il tocco c'è, torna in vantaggio la Rotoplas, 13-12. Davvero Riccato piccoli, martinato con l'ausilio del muro, ha difeso Galbero. Lalla Bortoli, Sesenna, Boschini, poi dall'altra parte Covino. Oddio, non si capisce più niente, non si capisce più niente, ma io capisco che un punto arriva ed è bianco-rosso di Francesco Magazza. 14-12. Time out Bertolini, sponsor. Uomo in diretta dal Palarobbi di Casteldazzano. 14-12 il punteggio a favore della Rotoplas nel corso della terza frazione di gioco. Pronto Galbero? Servizio su Moschini. Visto, ha provato l'attacco per bene Murata. Penetra, ha messo subito dall'altra parte Arena. Quindi punteggio di 13-14 adesso. Pronta Calle a rientrare per Sesenna, immagino. Allora, pronta Teresa Peloso al servizio. Servizio. Magazza. Bortoli. Carli Murata. 14 pari, allora rientra, ritorna in parità Arena sulla Rotoplas. Allora, indicazioni di Luca Parlatini a Elena Pierobon, che probabilmente tra un po' entrerà in campo. Allora, 14 pari nel corso di questo terzo set. Riceve Magazza. Bortoli in bugger nel lato di Magazza, che attacca col mani out di Magazza. Prende il 15° punto la Rotoplas.
servizio battuto da Deval. E volevo dire palla out. Niente, tocca a muro. 16-14, rientra, riprende il doppio break la Rotoblas. Sì, il doppio break, scusate, riprende un break. È tornata in parità, 16-14. Al servizio riceve Moschini. Vistoli in corsa, lato di Martinato, ma viene murato! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Allora c'è stato un cambio, è entrata la numero 3, è uscita Chiara Martinato ed è uscita bel servizio che vale lei di Deval. Diciotto a 14 sponsor. Di nuovo in diretta, Palarobi di Casteldazzano, 18-14 a favore della Rotoblas nel corso del terzo set. Pronta Deval, servizio. Riccato. Vizzoli. Prova l'attacco, ce la fa, Cappelli. 18-15 allora. Pronta l'Arena al servizio. Servizio battuto da Covino. Servizio. Provato l'attacco, è stato murata Magatta. Vissoli. Bortoli. Lato Carli. Che però è out. 16-18 adesso. Break da parte dell'Arena adesso. Ricucisce un po' lo strappo che si è formato. Quel break di 4-0. E Clarissa Covino al servizio che serve out. Servizio out. Per poco era in campo ma era out. 16-19. Pronta Carli al servizio. E quasi Campagnolo. Quasi no. È entrata la Piera adesso. Pronta Carli al servizio. 20-16. Battuto in rete, peccato. 17-20. Pronta Cappelli al servizio che batte e si impegna in rete. 21-17. Allora è entrata nel ruolo di libero adesso Giorgia Rigosti al posto di Michela Moschini. Pronta Magazza. Battuto. Un altro servizio in rete. 18-21. Pronta Fabiana Brutti per l'Arena. Riceve Galbero. Portoli. Galbero col tocco che
Sembrava che il tocco ci fosse, però non così per il primo arbitro. C'è il time out, andiamo con gli sponsor. Credo che era il 19-16. Di nuovo in diretta, palla Robby di Casteldassano. Siamo 19-21 a favore della Rotoblast nel corso del terzo set. Allora, credo che entrambi gli allenatori abbiano usato tutti e due i time out, quindi adesso non si potrà più fermare il gioco. Fabiana Brutta il servizio. Battuto. Riceve Galbero. Bortoli. Campagnolo. Benedetta Campagnolo. 22-19. Va bene al servizio. Bellissimo! Campagnolo, servizio, Pistoli, Riccardo, bella difesa di Carli, poi ha provato Galbero ma c'è la difesa di Rigosti. Pistoli, ora! Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Allora vale, siamo al match ball 24-19. Campagnolo, servizio, Pistoli, Riccato, difende Campagnolo, Magazza, Galbero da ferma, c'è la difesa di Cappelli, Pistoli, Riccato, passato l'attacco, 20-24. Però veramente bello. Brava Benedetta comunque. Pronta ancora al servizio. Adesso al servizio Arena con Pistoli. Magazza. Bortoli. Galbero. Difende Riccardo. Attenzione. Palla che resta ancora in gioco. Magazza. Ancora per Galbero. E la bestia nera è sconfitta! 25-20! La bestia nera è stata sconfitta! Mamma mia, 25-20! Sesta vittoria di fila della Rotoblast! Che sbatta anche il mito di subire sconfitte contro Arena Volley! E ce l'abbiamo fatta, 20-15! 13-25, 16-25, 20-25! Valgono la vittoria della Rotoblast! Per 3-0. Allora, siamo quasi alla chiusura della nostra diretta. Grazie Fabrizio Zaba, cabina di regia, Alan Berloffa, responsabile streaming. Grazie anche a Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche. Da Lorenzo Minacapelli davvero tutto. L'appuntamento è per sabato prossimo, ore 20:30, Arena Biancorossa contro la Banca Agnaduna Padova. A tutti voi l'augurio di una serena notte.